Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Presidente, allora un po' di amaro in bocca, ma almeno ha visto una squadra che ha lottato davvero sino all'ultimo contro la capolista. Una squadra, quella del Mogliano, assolutamente in crescita, i ragazzi ci credono. Difficile oggi col Viadana in prima in classifica e lo si è visto in campo, ma il Mogliano ci ha messo del suo per stare in partita ed è stata la cosa più importante. I ragazzi se la sono giocata fino all'ultimo, sono stati bravissimi nonostante le 8 assenze che avevamo. Quindi bravi i nostri ragazzi, bravi Mogliano, grazie ai nostri tifosi che anche oggi in questa giornata nebbiosa sono venuti a trovarci. Ecco, un Mogliano che sicuramente ha lottato, poi si sa, la differenza la fanno magari le mall con la forza fisica che ha a disposizione Viadana, magari la gestione di qualche pallone, magari i ragazzi giovani del Mogliano devono fare ancora esperienza. Comunque tutto sommato, come diceva lei, un Mogliano positivo nonostante la sconfitta. Assolutamente sì, noi puntiamo tantissimo sui giovani e si paga sicuramente l'inesperienza, ma non per questo è giusto ed è giusto continuare a investire sui giovani. Si impara attraverso gli errori. Oggi qualche errore è stato fatto, l'importante è in qualche modo che i ragazzi lo capiscono già da domani per evitare che si ripetano. L'esperienza del Viadana si è vista in campo. I nostri ragazzi hanno sicuramente la voglia di dimostrare, il campionato è ancora lungo, Mogliano sicuramente sarà in grado di dire la sua. Tra le altre cose, tra gli assenti ci sono anche 2 giocatori dell'Under 20, della nazionale, insomma, come di consueto un grande contributo per la nazionale e anche per quella Under 23, insomma, sperimentale. C'erano veramente tanti giocatori del Mogliano e anche ex giocatori del Mogliano. Sembrava l'Italia Under 23 che ha giocato in Irlanda, quasi che fosse una vecchia squadra del Mogliano. Sì, l'ha detto lei giustamente, sono degli esperimenti, bisogna capire se questi esperimenti porteranno dei frutti o meno. L'importante è che il Mogliano continui a sfornare nuovi talenti anche per la nazionale. Quindi orgogliosi che questo accada e già da domani si ritorna al lavoro. Una domanda che riguarda diciamo così, il rapporto tra le squadre della Serie A Elite e la federazione. Si sa, ci si avvicina, diciamo, in un periodo in cui ci saranno le elezioni e ovviamente si accendono, tra virgolette, gli animi della competizione da questo punto di vista. Voi so che vi siete riuniti sostanzialmente anche con le altre squadre per cercare un po' di fare quadrato, per cercare di dare delle informazioni o comunque dei giudizi vostri riguardo magari ai prossimi anni, su come si vorrebbe organizzare questo campionato. Lato Mogliano, cosa avete da dichiarare da questo punto di vista? Grande coesione con le squadre di Serie A, vogliamo costruire un dialogo, noto anche dalla parte della federazione la volontà di ascoltare quelle che sono le problematiche che in qualche modo le squadre di Serie A Elite vivono. Abbiamo dei consigli da dare e dall'altra parte la federazione ci sembra ben disponibile all'ascolto. Ecco, uno dei punti più importanti, se non vado errato, è il discorso di evitare progressivamente questa riduzione di squadre nel massimo campionato, se non vado errato, no? Sì, le regole di quest'anno sono ben chiare. Cerchiamo in qualche modo di far capire che questo tipo di impostazione non sta dando dei frutti positivi. Giocare una volta al mese non è semplice neanche per i giocatori. Ecco, adesso infatti c'è un campionato molto diradato, voi tra qualche settimana giocherete a Reggio Emilia. Ecco, all'andata è stata una partita che Mogliano anche quella poteva portare a casa, no? Proprio
e quest'anno adesso andrete lì per cercare insomma di ottenere punti importanti per la salvezza. A Mogliano manca solo un po' di cinicità e un po' di esperienza. Lo sapevamo fin dall'inizio ed è importante che i ragazzi siano consapevoli di questo. Talvolta bisogna usare la cinicità per portare a casa il risultato. A Reggio Sperando Emilia, anche di avere tutti i giocatori a disposizione. certo, quello è il nostro obiettivo. A Reggio Emilia ce la giocheremo come ce la giochiamo ogni partita, con chiunque. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.